noi chiediamo la possibilità con i nostri tecnici di andare a fare i tamponi a tutti, i tamponi veloci, in modo che nel giro di un'ora abbiamo la situazione della classe. Se tutti sono negativi la classe può continuare, così evitiamo di mettere in isolamento un'intera classe, con i problemi anche per i genitori stessi, che poi devono stare a casa dal lavoro attendendo il tampone al drive-in, eccetera, eccetera. Scongiurare quarantene di massa e reazioni a catena, questo è l'obiettivo del direttore Benazzi, che mediante una lettera inviata in queste ore ha coinvolto l'ufficio scolastico provinciale al fine di raccogliere le autorizzazioni preventive dei genitori. Solo così nelle aule potranno entrare in azione le squadre di pronto intervento che l'ULSS 2 sta predisponendo. Nel caso di uno studente con sintomatologia sospetta, quindi si andrebbe a procedere immediatamente con tamponi a risposta rapida su tutta la classe, e questo in loco senza mandare a casa nessuno. Noi riteniamo insomma che i bambini abbiano il diritto di stare in classe, gli insegnanti di fare il loro mestiere e i genitori di non avere preoccupazioni se il figlio è negativo. Da qui l'appello di Benazzi ai genitori per concedere l'autorizzazione preventiva in vista di un autunno che si profila giorno dopo giorno sempre più complicato. Io chiedo veramente ai genitori, guardate, voi conoscete ormai il tampone, il dottor Rigo li fa vedere spesso e volentieri, non è invasivo, non dà problemi, i nostri sono bravissimi, per cui state tranquilli, è solo un modo per evitare, ovviamente, come è successo al Da Vinci e alla Materna, di chiudere una classe. Restano aperti tutti gli altri fronti, compresi quelli nelle aziende, mentre lo screening è in corso sui dipendenti Electrolux. Buone notizie arrivano dalla Trevali di Vazzola, dove ormai c'è una sola positività su 400 test. C'è poi la questione dei drive-in. In una mattina al Cafoncello si sono presentati in 480, mentre si sta pianificando il trasferimento per questioni logistiche alla dogana. Stesso copione a Castelfranco, dove un privato ha messo a disposizione un capannone ad Altivole, andando così a decongestionare le code all'ospedale, e spazi saranno acquisiti sempre grazie alla concessione di un privato anche nell'area del distretto di Conegliano. Stiamo organizzando il sistema in modo tale da far aspettare meno le persone.